Per la Guardia di Finanza del Veneto il 2016 è stato un anno volto soprattutto al contrasto delle frodi fiscali, dell'evasione, dell'illegalità nella pubblica amministrazione. L'80% dell'attività è stata infatti di polizia finanziaria, con oltre 1.100 indagini, a cui si sommano gli oltre 3.400 interventi tra verifiche e controlli fiscali. 1.373 i soggetti denunciati, di cui 22 arrestati, 171 i casi di frodi all'IVA. Il numero di evasori totali scoperti è 753 e i reati denunciati all'autorità giudiziaria, sia come frode fiscale sia come infedeli o omesse dichiarazioni, è di 914 soggetti denunciati. Vi sono poi gli interventi per contrastare l'illegalità nella pubblica amministrazione. Le fiamme gialle hanno portato alla luce l'illegittima percezione o la richiesta di finanziamenti pubblici per oltre 26 milioni di euro e ancora truffe nel settore previdenziale per circa 1,9 milioni di euro. Il danno erariale accertato, collegato ad accertamenti che riguardavano l'indagine Mose, in cui il danno erariale segnalato alla Corte dei Conti arriva a 121 milioni di euro. 64 gli accertamenti a carico di soggetti condannati o sospettati di appartenere ad associazioni mafiose, mentre ammonta a 6 milioni di euro il valore dei beni mobili e immobili sequestrati o confiscati.